guarda chi troviamo qui, troviamo due amiche, ci avete aspettato? Tutto il giorno. Tutto il giorno, pensate, tutto il giorno che aspettano noi. Allora, essere qui al testing delle aquile, cosa vuol dire per un'azienda come Bortolomioli? Beh, vuol dire portare il proprio vino a questa altitudine, e non è poco, e poterlo degustare qui e farlo capire agli interlocutori di questa grande montagna che comunque ha dato sempre grandi soddisfazioni. Sento, ovviamente abbiamo appena intervistato Alessandro Torcoli, grande soddisfazione per le presenze, oggi ancora più soddisfazione perché nonostante le previsioni che non erano belle, in realtà il tempo è bellissimo e vediamo che l'affluenza è massiccia. Infatti i produttori, devo dire, sono sempre pionieri, no? E quindi siamo arrivati qua su nonostante tutto, però devo dire che la soddisfazione di poter essere qui con Vino VIP a Cortina è sempre grande. Oggi avete portato 3 bottiglie, una di queste 3 che le piace in qualche modo presentarci. Beh, direi che il Prosecco Superiore di Valdobbiadene e Banda Rossa, la nostra selezione che è diventato il simbolo di quello che era poi la visione lungimirante del nostro fondatore, di Giuliano Bortolomiol, credo che sia oggi quella che rappresenta qui a Vino VIP le caratteristiche di un grande territorio. Facciamolo vedere alla telecamera questa bottiglia. Ecco qui. Banda Rossa, Bortolomiol, una scelta che consiglio a molti nostri telespettatori. Benissimo, allora buona continuazione e che dire, in bocca al lupo? Grazie. E alle aquile. Grazie.